Buongiorno a tutti, ben arrivati al Vittorio Veneto Film Festival. So che tanti sono in questo momento collegati anche per vedere i film e soprattutto per vedere i film di questa settimana. Io lascio subito la parola a Giovanni Esposito, che è il direttore artistico, perché oggi abbiamo un incontro particolare. Sono molto felice di questo incontro, devo dire la verità, perché da trevigiana quale sono, parleremo con un trevigiano. Quindi, Giovanni, a te. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al Vittorio Veneto Film Festival. Grazie Elisa e grazie a tutti voi che ci seguite da casa e da scuola con affetto e partecipazione. 12 film in concorso, 4 le vette da raggiungere e a giudicare il miglior film sarete proprio voi da casa votando sulla nostra nuovissima piattaforma durante l'ultima settimana di proiezioni. Ma come diceva oggi Elisa, giochiamo in casa, ci spostiamo di poco da Vittorio Veneto, andiamo virtualmente a Treviso per incontrare lo sceneggiatore di Leo da Vinci, Missione Mona Lisa, signore e signori, Francesco Manfio. Buongiorno Francesco. Ciao, buona giornata, come va? Benissimo, grazie. Grazie di essere qui con noi e di creare questo ponte virtuale tra Vittorio Veneto e Treviso. Beh, un ponte Per, non particolarmente lungo, dai, saranno 40 km, quindi fattibile. esatto. Speriamo di poterci presto rivedere in presenza. Francesco Manfio è sceneggiatore del film in concorso nella categoria Sant'Augusta, nella fascia dei più giovani dagli 8 agli 11 anni, e nonché co-creatore del gruppo degli Alcuni, appunto proprio di Treviso. Francesco, vuoi dare un overview generale ai nostri spettatori e dire di cosa si occupa il gruppo Alcuni e tu nello specifico? Sì, beh, allora io sono assieme a Sergio il socio fondatore degli Alcuni. Abbiamo cominciato un po' di anni fa con il teatro, che è ancora una passione che ci attanaglia, e però da molti anni ci occupiamo soprattutto di televisione e di cinema, quindi siamo dei produttori di cartoni animati, sia serie che lungometraggio. Il lungometraggio è un po' più difficile, però insomma ogni 3-4 anni riusciamo a produrne uno che per noi è una grande soddisfazione, un grande piacere, e uno è quello che è in concorso Leo da Vinci Missione Mona Lisa. Poi però non posso dire che siamo più noti, però la nostra produzione per la televisione ha un grande successo. Siamo i produttori di Mini Cuccioli, che è questa serie che va in onda in tanti paesi del mondo e in Italia su Rai Yo-Yo, di Leonardo, che non è solo un film ma anche una serie televisiva che ha avuto i primi in premiere 13 episodi su Rai Gulp e adesso riprenderanno i nuovi episodi che abbiamo appena concluso, e poi tante altre produzioni, ma di cui non voglio raccontarvi per non farvi perdere tempo. I cuccioli, ragazzi, i cuccioli. Adesso avrete una nuova faccia, un nuovo peluche da acquistare, quello proprio di Francesco Manfio, No, hanno creatore. chiesto di farlo, però perché in realtà non trovavano un peluche adatto per i capelli, e quindi Eh, abbiamo evitato. Sì, sarebbe stato bello, ma non è stato tecnicamente possibile. È vero, no, noi allora un po' tutti i nostri figli sono cresciuti con i cuccioli, è stata una delle esperienze forse che veramente per voi è stata fondamentale. Quello che un po' vorrei ribadire come concetto importante sia per il nostro festival che per la vostra attività è quella proprio di legare la formazione ha un linguaggio cinematografico o un linguaggio in questo caso di animazione che è molto interessante. Voi siete stati un po' dei pionieri, perché voglio dire, non è che l'attività è nata un bel po' di anni fa sotto questo aspetto. Ah, sì, guarda, lo dicevo prima, questa matrice teatrale che sembra diversa perché ovviamente il cinema non è la televisione e non è sicuramente il teatro, ma innanzitutto ci è servita tantissimo, e poi l'altra cosa che non abbiamo mai abbandonato è quella di un contatto diretto con i ragazzi che a teatro ci sono, al cinema sì, ci sono, ma non puoi tu autore o regista o produttore vedere e capire immediatamente le reazioni. Sì, ci sono dei modi per capire le reazioni, perché se uno non va al cinema a vedere il tuo film
insomma puoi anche capire che non è un grande film. Però al di là di questo può darsi che un film non sia visto perché non è stato abbastanza pubblicizzato, quindi insomma sono dei meccanismi diversi. Il teatro, 100, 200, 500 bambini o ragazzi di fronte a te, li vedi e capisci che si alzano per andare in bagno, vuol dire che non li stai prendendo, e se invece hai 1000 occhi, parlando di 500 ragazzi e ragazze che ti guardano e sono molto attenti a quello che racconti, capisci che forse li hai catturati. Molto spesso le nostre proposte cinematografiche nascono o sono state collaudate a teatro. Leo da Vinci è stato anche uno spettacolo teatrale dove addirittura noi proponevamo ai ragazzi: ma vi piace questa scena o la cambiamo? Questa ha una musica che funziona o è meglio metterne un'altra? Addirittura proponevamo musica diverse, e molte delle cose che avete visto o vedrete di Leo da Vinci nascono da scelte di ragazzi di tutta Italia che abbiamo coinvolto in questa versione teatrale, ma questa non è stata solo per il film, è stata per tantissime nostre produzioni. Adesso esce una nuova serie di Mini Cuccioli e un episodio racconta la storia di perché siano scomparsi i T-Rex, perché erano dei bulli, ed è un racconto che è nato a teatro, che adesso appunto i bambini d'Italia, ma di tutto il mondo, perché insomma io non sono sciovinista, però che un gruppo italiano, in questo caso trevigiano, sia presente in 130 paesi del mondo con i propri cartoni animati è una cosa che ci fa molto piacere. Vuol dire che la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, ovviamente mediate con un linguaggio che vada bene dalla Russia alla Cina e dagli Stati Uniti alla Corea, insomma questo è una cosa che ci fa molto piacere. Il film che Leo da Vinci, credo che adesso abbiamo superato gli 85 paesi del mondo, e anche qui è una bella soddisfazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Avevo letto anch'io in realtà dei 130 paesi, e mi piace molto sia quest'ottica della multipiattaforma, appunto, in realtà una scelta teatro, poi anche il parco, perché il Parco degli Alberi Parlanti di Treviso, parliamone, per me, per le mie figlie soprattutto, il gruppo degli alcuni sono quelli che animano il Parco di Treviso, e non solo per le serie e per i film. Leggevo proprio sulla vostra pagina Facebook, che tra l'altro consiglio a tutti di aggiungere nei propri preferiti, che c'era un commento proprio legato al nostro post del film in concorso di Leo da Vinci, che richiedevano di riportarlo a teatro, e questo sicuramente è una bellissima cosa, che il pubblico sia comunque attivo e partecipe, sia loro stesso a richiedere che un contenuto di intrattenimento vada multipiattaforma. Volevo farvi i complimenti per i 130 paesi raggiunti con il film, ma anche con la serie, e soprattutto ringraziarvi perché, come giustamente stavi dicendo tu, portate, oltre che un contenuto di intrattenimento, che sicuramente è la cosa più importante, ma portate i nostri valori, la nostra cultura. E io non vedo l'ora di vedere anche il biopic in animation di Michelangelo, di Donatello, e non sono tartarughe, non sto parlando di tartarughe, sto parlando dei veri personaggi, dei veri artisti che hanno avuto una storia sicuramente romanzata per la realizzazione del contenuto, e qui magari entriamo nel vivo a parlare del film, ma che sono dei veri e propri, no, portabandiera della nostra cultura e dei nostri valori. Com'è nata l'idea di sceneggiatura proprio della storia del film di Leo da Vinci? Leo da Vinci viene da lontano, nel senso che noi, la prima serie di Leo da Vinci, in realtà molti ci chiedono se Leo da Vinci nasce come film e poi diventa una serie televisiva, come è successo su altre nostre produzioni, come Cuccioli, eccetera. Questa invece è un racconto un po' particolare. Noi abbiamo cominciato con una serie di Leo da Vinci in 2D. Per coloro che conoscono l'animazione, il 2D è ancora l'animazione fatta disegnata, mentre il 3D, l'animazione in CGI, invece è un'animazione sempre, il primo step è sempre a matita, ma il secondo in realtà è generato dal computer. E la prima serie fu in 2D, e ci piaceva molto l'idea, ma non eravamo entusiasti della realizzazione. E tra l'altro però è stata una cosa molto, molto carina, perché era tutta basata proprio sulle invenzioni. Ogni episodio Leonardo risolveva un problema grazie a una sua invenzione. Dal punto di vista mondiale andò anche molto bene, ma non eravamo così soddisfatti. E poi quindi abbiamo detto, la prossima la faremo in animazione CGI, perché l'animazione CGI, come forse sapete, ha la possibilità intanto di rendere molto meglio le espressioni, di essere più varie, eccetera, e nel contempo però dare più peso
alle invenzioni, alla tridimensionalità delle invenzioni di Leonardo. Abbiamo fatto questa serie che è andata veramente molto bene, ma non ci piaceva. È una cosa abbastanza tipica del nostro lavoro, cioè noi amiamo quello che facciamo, lo difendiamo a spada tratta, ma quando non siamo entusiasti preferiamo dirlo. In questo caso abbiamo buttato via tutto, cioè prima serie in animazione 52 episodi, seconda serie altri episodi, quindi anche con investimenti nostri, Rai, di altri partner, insomma, di un certo peso, e abbiamo detto adesso si fa il film. Però, e avevamo nello studio due idee. La prima era teniamo i personaggi in 2D della prima serie, la seconda idea era teniamo i personaggi in 3D della seconda serie. Sergio ed io abbiamo detto facciamo così, buttiamo via tutto e ripartiamo. E abbiamo buttato via tutto, abbiamo rifatto i personaggi, riscritto le storie e così via, ed è nata una cosa che ci ha soddisfatto molto. Come dicevo, ci piace anche non parlare benissimo delle cose che non ci piacciono, ma essere altrettanto strenui difensori e entusiasti di quelle che ci piacciono. Leonardo diventava veramente il Leonardo che volevamo, quindi un 14enne, 15enne, simpatico ma un po' nerd, un grande inventore ma un po' timido, eccetera, cose che nelle serie non era uscita. Una Lisa simpatica ma estremamente intelligente, cioè in realtà se ci pensate molto spesso le soluzioni della Lisa, e nella serie televisiva sarà ancora più centrale a risolvere i problemi. E Lollo, che nel film lo chiamo Lollo perché nella serie l'abbiamo chiamato Lollo, ma in realtà lui nel film, nella serie Lollo, ma nel film Lorenzo, Lollo comincia ad acquistare il suo ruolo, e l'avrà ancora di più nella serie televisiva, di quello che è costretto a provare le folli invenzioni di Leonardo. Ma in realtà loro sono un gruppo, e sono un gruppo che lavora insieme, che risolve insieme i problemi, quindi non c'è un leader, anzi sinceramente il leader è Lisa. Quindi è nata questa idea e abbiamo detto facciamo una serie televisiva, però insomma ci piaceva, visto che diciamo prassi, ma il termine non è felicissimo, di realizzare sulle nostre storie un film, è nata l'idea di fare questo film. Tra l'altro in Italia, come forse sapete, trovare finanziamenti sui film è molto più difficile, anche per gruppi insomma, di un certo peso internazionale come noi, e quindi il film ce lo siamo prodotti da soli. In realtà questa non ha nessun partner, non ha partner né italiani né stranieri, è una produzione 100% italiana, 100% gruppo Alcuni. Complimenti. Personaggi ve l'ho raccontato. La storia è questa. Non si sa praticamente nulla di Leonardo, 14enne, sì, si sa che ha costruito uno strumento musicale con la testa ma insomma muore lì, non abbiamo nessuno. I suoi primi, diciamo, apparizioni aneddoti e leggende, sono certo. a 18-19 anni. Quindi in realtà noi abbiamo detto facciamo una cosa verosimile, ragioniamo come voi sapete che Leonardo nasce nel 1452, quindi noi ambientiamo la storia nel 1466, facciamo quello che ragionevolmente poteva essere successo. Quindi lui ragionevolmente poteva essere andato a Firenze. Lui non poteva conoscere la vera Monna Lisa, ma poteva conoscere una ragazzina che si chiamava Lisa, anche lei da Vinci. Poteva sicuramente avere amicizie con un figlio di un contadino di Vinci che si chiama Lorenzo. Quindi questo è verosimile. Che ci fossero dei pirati, anche qui qualche giornalista che non si era informato ha detto ma non c'erano i pirati nel 1466. In realtà non è vero, perché c'erano dei pirati che non sono i pirati della Tortuga ovviamente, ma sono dei pirati diversi come sono i nostri. Allora, e che lui avesse inventato qualcosa a Vinci era ragionevole, quindi lo scafandro, che era vero inventato da Leonardo, non si sa quando, poteva averlo inventato per farsi bello nei confronti di Lisa e andare a raccogliere una conchiglia o qualcosa per lei nel laghetto di Vinci. Quindi questo è verosimile. Tutto il resto è assolutamente inventato, ma ripeto, poteva essere successo, poteva lui aver inventato la botte, che è la macchina che lui usa, difficilmente poteva volare, ma infatti botte non vola, ma poteva muoversi con dei meccanismi che poi Leonardo prima o dopo in realtà ha inventato, e che lui volesse ragionevolmente dare una mano a Lisa per risolvere il problema che era nato per colpa dei pirati, ma per usare l'invenzione di Leo, è altrettanto verosimile. Che dei pirati, cioè dei cattivi, avessero capito che solo con l'aiuto di Leo avrebbero potuto trovare un meraviglioso tesoro, anche questo ha senso. Ha senso anche che si aggiunga una ragazzina orfana, questa Agnes, che è straordinaria e che ha un ruolo nel film molto molto importante e che non abbiamo messo nella serie perché avevamo paura che sarebbe diventata la protagonista assoluta, e questo Niccolò, che è un ragazzino che conosce le stelle perché ci serviva qualcuno che ci desse una mano a raggiungere il posto del tesoro. Certo. Potrei continuare ora, ma mi taccio.
Per cui, no, prego, prego Elisa. No, no, la storia è interessante, difatti i ragazzi con cui abbiamo avuto a che fare ci hanno insomma raccontato, stanno anche scrivendo un po' di recensioni e fare le recensioni dei bambini è sempre abbastanza divertente, quindi vedrete che man mano ve le invieremo Bene. perché anche questo è una cosa interessante. Ecco, a me l'idea di un gruppo appunto che produce film di animazione diventa in Italia, voglio dire, negli anni 60 c'era l'animazione di Cavandoli piuttosto che di Sì, tanti Bruno altri. Bozzetto. Esatto. Di fatto, insomma, l'animazione come animazione adesso in 3D, ma allora appunto in 2D, quindi con diciamo l'idea di iniziare questo tipo di percorso e quindi di trasporre quello che, come dicevi tu, era teatrale. Io ero piccola e devo dire che io sono venuta a molti spettacoli vostri perché ovviamente da trevigiana, insomma, eravate un punto di riferimento per tanti bambini come noi. E poi aver scelto di iniziare una produzione come quella della cinematografia legata all'animazione non è stato facile, penso. Come vi è venuto in mente? Così ritorniamo un po' a quello che siete voi e che continuate a fare, perché voglio dire, è una continua attività che state portando avanti. Beh, guarda, voi avete un bellissimo festival, ma lo dico ai più piccoli perché forse voi ve lo ricordate. Treviso aveva un festival dedicato al cartone animato e quindi non è una cosa marginale che Treviso fosse in realtà in un momento in cui il cartone animato europeo, non sto parlando italiano, aveva finito di esistere perché in quel momento lì c'erano solo i cartoni animati americani e giapponesi in maniera diversa, ci fosse a Treviso un festival prima ad Asolo, poi a Treviso, poi a Asolo, no, insomma, ma comunque nel nostro territorio che presentasse il cartone animato. Ed è stato tra l'altro il momento in cui io, ma veramente giovanissimo, credo sedicenne, così, conobbi veramente questi per me mostri sacri dell'animazione italiana, che però ormai non lavoravano più, questa è la cosa assurda, quindi Bruno Bozzetto che non riusciva più a fare né film né cartoni animati e si dedicava alla pubblicità, Osvaldo Cavandoli con la sua linea che era un po' conosciuta nel mondo ma non lavorava in Italia perché era troppo collegata alla Lagostina e quindi la Rai dice no, ma se noi ti facciamo fare una serie televisiva sembra che tu voglia fare pubblicità alla Lagostina. Gigi De Mas, Giuseppe Laganà, sono persone che poi in realtà sono diventati miei carissimi amici perché io poi nel frattempo, quando ho cominciato a fare animazione, sono diventato il presidente dei produttori italiani di cartoni animati. Era divertentissimo che io, giovinastro, nella mia associazione, la nostra associazione, avessi come soci questi che io avevo conosciuto, che so, 10 anni prima e che amavo e stimavo, insomma, gente che ha vinto Orso a Berlino e così via, quindi straordinari animatori, ma insomma coinvolti in questo meccanismo per cui in Italia non si può più fare animazione. Dopo Carosello, dopo i film di Bruno, Western Soda, eccetera, così non si poteva più fare. Noi avevamo cominciato a fare teatro, amavamo il cartone animato, ma mai avremmo pensato di fare il cartone animato. Però, come tutte le cose strane della vita, un giorno ci chiamò la direttrice, la Perini del Corriere dei Piccoli, e dice, ma scusa, perché voi che fate questi bellissimi spettacoli teatrali non fate anche un fumetto con lo spettacolo teatrale? Sergio dice, vabbè, né io né Sergio sappiamo disegnare, quindi era un po' difficile. Abbiamo trovato un disegnatore Disney bravo, che a questo punto ha scelto di lavorare con noi abbandonando la multinazionale e abbiamo cominciato a fare dei fumetti con i nostri cartoni animati, i nostri personaggi. A questo punto, qua ritorna i grandi dell'animazione, Gigi De Mas ha fatto un piccolo trailer con questi personaggi. Siamo andati in Rai e la Rai ha detto sì, ma gli italiani non sono capaci di fare cartoni animati, lasciate perdere, continuate a fare teatro, fumetti, siete bravi, questo vi darà grandi soddisfazioni nella vita. A Sergio e a me in linea generale non devi mai dire che una cosa non si può fare, perché se uno ci dicesse che domani dobbiamo costruire il ponte Treviso-Vittorio Veneto ho paura che cominceremo a farlo.
E quindi mi ricordo perfettamente, eravamo andati in macchina a Roma, e insomma allora con le macchine da 90 all'ora tornare da Roma era un lungo viaggio. E più o meno a Ronco Bilaccio avevamo già deciso che noi avremmo aperto una società che faceva cartoni animati. E quindi sì, però a questo punto, al di là dell'idea, dovevamo ragionarci in maniera molto, molto precisa. Nel frattempo era nato Chuck Junior per Canale 5, questo programma di cinema dedicato ai ragazzi che facciamo ancora, anzi forse il programma più longevo della televisione italiana, siamo arrivati alla 31esima edizione, ed è purtroppo in lockdown perché non possiamo in questo momento fare i film all'interno delle scuole, ma appena si sblocca ci precipiteremo nelle scuole. Tra l'altro abbiamo fatto un bellissimo film a Vittorio Veneto con dei ragazzi straordinari che, se sono qua con noi, voglio salutare, e professoresse e professori altrettanto fantastici. Ne abbiamo una qua con noi. Saluto. Ok, quindi abbiamo fatto un film aiuta il festival. Beh, allora, torno sul racconto. A questo punto abbiamo detto, beh, dobbiamo fare i cartoni animati, anche perché in realtà noi sapevamo, stiamo parlando di televisione, che un bambino, un ragazzo va a teatro 2 volte all'anno, 3 volte all'anno, il più fortunato 5 volte all'anno, ma sono 5 ore. 5 ore, con i dati che abbiamo adesso, sono quello esattamente che si vede in un giorno in televisione. Quindi un giorno in televisione si bruciano 5 spettacoli teatrali. E quindi non era solo una scelta di contrapposizione al dirigente Rai, che allora ci disse no, gli italiani non sono capaci di fare cartoni animati, ma anche perché capivamo che se volevamo che le nostre storie, i nostri racconti fossero fruiti da tanti ragazzi, dovevamo scegliere di fare cartoni animati. Poi lì sono nati, come sempre, anche un po' bravini, ma anche un po' di fortuna. Abbiamo conosciuto tanti amici che ci hanno seguito in questa avventura, e adesso, insomma, come ti dicevo, presenza importante in tutto il mondo, anche grandi soddisfazioni, perché, non so, vedere i tuoi cartoni animati su Al Jazeera, adesso si chiama Bein, ma Al Jazeera è una cosa bella, perché, come dicevamo prima, è la tua storia, il tuo racconto. Non abbiamo fatto una storia che non parlasse della nostra vita, della nostra cultura, di quello che amiamo. E quindi avere 6 animaletti che parlano di pace, di rispetto, di tranquillità, di amore per la natura, eccetera, visto da bambini arabi, ma sarebbe lo stesso bambini della Corea o bambini della Russia o degli Stati Uniti, è evidentemente una cosa che a noi piace molto, perché non abbiamo mai lasciato perdere la nostra storia. Cioè non abbiamo detto, beh, allora inventiamoci qualcosa che piace in tutto il mondo. No. Se a noi piace fare una storia su Leonardo è un genio che nasce a 240 km da qua, e che ha segnato con la sua fantastica verve creativa, la sua follia anche, la cultura del mondo, e non solo dell'Italia. Assolutamente, assolutamente. Io, guarda, poi sono un grandissimo appassionato, ho avuto la fortuna di visitare proprio a Vinci, la casa natia di Leonardo, e mi piace pensare che nel vostro piccolo universo avete creato tante piccole possibilità anche per degli spin-off, per dei collegamenti, come un piccolo bambino amante delle stelle che non a caso si chiama Nicolò, come un certo Copernico, e che mi piacerebbe davvero avesse proprio la sua serie. E tornando però, prego. No, ti dicevo, sai, è chiaro che quando scrivi pensi di non bloccare le storie, perché non c'è niente di peggio, sai, quando il buon Conan Doyle fece morire Sherlock Holmes, poi se ne pentì e dovette usare degli escamotage folli per farlo ritornare. È meglio che te la tieni aperta, insomma, non farei scomparire un personaggio. Per cui Niccolò è una strada, ma sicuramente Agnes, sicuramente Leonardo. Adesso stiamo scrivendo 2 storie che non c'entrano niente, per cui non ti ho risposto a Machiavelli, insomma, a Michelangelo piuttosto che altri. In realtà abbiamo fatto una cosa molto bella su Galileo Galilei, però era più dedicata alla scienza, così. Per cui, insomma, diciamo che sui grandi personaggi abbiamo premuto il tasto pausa. Stiamo scrivendo invece un fantasy, perché crediamo che non sia solo appannaggio del mercato anglosassone o nordico, ma insomma più anglosassone, cioè, gli anglosassoni si stanno padronando di tutto, quindi in realtà ha anche dei saghe che non sono propriamente loro, quindi un fantasy di cui siamo entusiasti, stiamo veramente preparando i personaggi, scrivendo le storie. Non so se si farà, perché è una cosa molto costosa, ma confidiamo di trovare un finanziatore. E poi un'altra, che è una straordinaria corsa automobilistica attraverso
attraverso l'India, che parte da Nuova Delhi, va a Calcutta, a Bangalore e poi torna, ed è una nuova idea pazza ambientata nel 1922, perché abbiamo scoperto che in quel periodo molti Maharajà amavano le automobili europee, non solo la Rolls Royce, ma anche l'Alfa Romeo, eccetera. Quindi una cosa strana per gli alcuni, ma talmente divertente che non ce la faremo sfuggire. Ma è fantastico, grazie di queste Anticipa, anticipazioni. guarda, non l'ho detto a nessuno, quindi anzi teniamocelo fra di noi perché è un mondo in cui si ruba molto. Non diciamolo a nessuno, ragazzi, mi raccomando, tenetevelo per noi, questa è proprio esclusiva Vittorio Veneto Film Festival. Abbiamo invece una domanda tecnica che ci arriva dalla redazione, che ci chiede una cosa di cui sicuramente vi sarà capitato di parlare più e più volte. Se i film di animazione, se è vero che spesso si inizia dalla parte di doppiaggio prima ancora che dalla parte di disegno. Qual è il processo produttivo di un film di animazione? No, non si parte dal doppiaggio, cioè sostanzialmente il meccanismo è abbastanza simile, poi c'è qualche società che fa una cosa prima e altre una cosa dopo. Ma questo vale per il cartone animato, ma vale anche per per la live action, per i film di finzione, eccetera. Soggetto, una bella idea, fuori dalla bella idea non si va da nessuna parte. Non ho mai visto un film di successo senza una bella idea. Avrà anche funzionato a forza di spingerlo, di metterci soldi in comunicazione, ma non si va da nessuna parte. Quindi soggetto, pezzo di carta o computer in cui scriviamo una pagina. E lo stesso vale, sto raccontando agli amici di Chuck, è lo stesso, o la professoressa che ci ha seguito, è lo stesso modo per scrivere anche un cortometraggio, quindi storia. Poi questa è la sceneggiatura, a questo punto, ma non sto dicendo nulla di innovativo, ma si fa così, si scrive la storia con i personaggi, eccetera. A questo punto, su una live action, una volta che hai scritto la storia, al di là di trovare il budget, che questo è determinante per tutti, vai a cercarti gli attori, le location, eccetera. Gli attori e le location non esistono, quindi noi dobbiamo inventarceli. Abbiamo però il vantaggio che ce lo facciamo esattamente come vogliamo. Quindi a questo punto noi scegliamo che Leonardo è come l'avete visto, Lisa è come l'avete vista e che i background sono come li avete visti. Tra l'altro apro una parentesi sui background. I background, pur non essendo sostanzialmente iperrealisti, cioè non è Firenze raccontata o disegnata come era nel 466, però è come noi l'abbiamo immaginata e come noi l'abbiamo studiata in maniera molto molto accurata, per cui Ponte Vecchio ovviamente nel 466 non era Ponte Vecchio, era un ponte con 2 o 3 bancarelle. Ecco, l'abbiamo fatto un po' non correttamente dal punto di vista storico, perché abbiamo voluto dare un po' un ricordo di com'è Ponte Vecchio, perché avessimo fatto un ponte con 3 bancarelle non si sarebbe capito che ponte è. E quindi ci siamo presi alcune libertà artistiche. La cupola del Brunelleschi non era ancora finita, ovviamente perché Vasari non era morto e quindi non era possibile quindi ci sono alcune cose che non erano. Quindi personaggi e background. Background che se fai un film sulla fiction ti vai a fare una location, lo fai magari a Vittorio Veneto, in un posto bellissimo, magari in una straordinaria chiesa che c'è salendo un po', che mi pare abbia un nome anche che voi utilizzate nel vostro. A questo punto noi facciamo lo storyboard. Lo storyboard è un fumetto della storia. A questo punto noi lo doppiamo, cioè facciamo l'animatic, quindi l'animatic è il fumetto, quindi senza animazione, ma che ha già le voci. Quindi entra in questo momento il doppiaggio. A questo punto si può scegliere o di farlo direttamente con i doppiatori, cioè dici, guarda, io siccome so benissimo che per me la voce di Leonardo è perfetto che sia Roberto Benigni, fai già la voce con Roberto Benigni, e questo è, diciamo, quello che fanno gli americani. Gli europei invece normalmente usano un altro attore, riservandosi poi in una seconda fase quella di farla doppiare dal grande nome o dall'attore che ti piace. Quindi puoi scegliere, se vedete molto spesso ci sono i film americani per cui si vede l'attore, già quello che poi doppierà, che anche si muove perché poi ti serva come riferimento per le animazioni. Noi lo facciamo lo stesso, ma non è spesso l'attore definitivo, qualche volta lo è anche stato. A questo punto si realizza l'animazione utilizzando ovviamente come traccia il doppiaggio che abbiamo già in casa collegato all'animatic, e poi finito si fa il doppiaggio definitivo. Perfetto, grazie mille. Quindi questo, ragazzi, è un po' tutto il processo riassunto
riassunto in Dimmi. pochissime righe. Posso, a proposito di doppiaggio, insomma, il nostro festival è sempre stato legato a fare un doppiaggio in oversound perché ovviamente avendo anche dei prodotti che vengono da tutto il mondo, film da tutto il mondo, diventa difficile il labiale. In realtà voi che siete anche appunto attori teatrali, spesso nei vostri personaggi che insomma noi vediamo attraverso la televisione o attraverso lo schermo cinematografico hanno anche le vostre due voci, cioè la voce di Sergio e la tua voce, proprio per, in alcuni casi. Sì, no, no, molto raramente, sinceramente, perché credo che, come in tanti lavori, uno deve capire quello che sa fare e quello che fa benino, che quello... Ma voi avete delle bellissime voci. Sì, però non siamo dei doppiatori. Guarda, veramente, non so se vi sia capitato o se i ragazzi che ci seguono, ma vedere, io ho portato mie figlie, ma anche ragazzini che ci hanno detto, ma perché non ci portate? Insomma, magari abbiamo fatto anche un concorso un anno in cui chi vinceva il concorso poteva venire in studio a vedere il doppiaggio dei nostri cartoni animati. È un'esperienza incredibile, cioè se tu pensi di essere in grado, vedi loro e dici no, non sono capace, è la differenza fra vedere un calciatore o un tennista bravissimo e tu che giochichi a tennis o a calcio. Quindi no, gioco, beh, sì, però loro sono un altro pianeta. Ho visto dei doppiatori che senza neanche aver visto il cartone animato andavano a sincrono in maniera perfetta e io dicevo, ma guarda, guardatelo una volta prima. No, no, ma non serve, tanto ho capito. E non sbagliava un passaggio, un battito di labbra, faceva lo schiocco di labbra. Sono veramente straordinari. Sergio ed io, che non lo sappiamo fare, abbiamo doppiato quando in alcune serie televisive che pur si muove, non ne ho neanche parlato prima, ma è una serie che ci è piaciuta molto, perché Rai 2 ci aveva chiesto di raccontare come si facevano i cartoni animati, visto che noi in quel tempo e ancora insomma non eravamo fra i tantissimi che in Italia lo facevano e poi sapevano anche questa nostra matrice, diciamo, di attori, insomma. Esatto. E abbiamo deciso di raccontare una storia in cui Sergio ed io entravamo in un mondo di cartoni animati, insomma, un po' come Mary Poppins o come Roger Rabbit. E quindi Sergio ed io eravamo dei personaggi umani, in questo caso parlavamo con la nostra voce, però quando entravamo in Cartunia sostanzialmente a giocare con i nostri cartoni animati, anche Sergio ed io diventavamo dei cartoni animati e quindi ovviamente dovevamo doppiarci. Ed era divertentissima perché eravamo noi due e gli altri, magari 3-4, che so, Monica Wald, la Lenghi, cioè amiche straordinarie che insomma Monica ha fatto tutti i nostri cartoni animati, ogni volta che la sento rabbrividisco dall'entusiasmo su come fa le cose. Monica tutti i cartoni animati famosi le ha fatti lei. E insomma, noi, Sergio, io, Monica, eccetera, e lei tac, al primo colpo, Sergio ed io in qualche modo ci arrivavamo, ma sembravamo dei ragazzi che insomma rifacevano 4 volte la quinta elementare e in quinta primaria e in qualche modo poi li promuovevano perché non potevano, ma poi eravamo gli autori, i registi, quindi non potevano dirci che eravamo dei cani, ma insomma abbiamo portato a casa, però dai, vedi loro, cioè, il labiale perfetto, noi non ci arrivavamo e poi il direttore del doppiaggio, che tra l'altro abbiamo sempre lo stesso direttore del doppiaggio che è straordinario, è Leslie La Penna, che se ascoltate i vecchi cartoon Disney, le voci off sono sempre sue, che ci diceva Francesco sei bravissimo, bravo, rifacciamola. Ma sei fatto bellissimo, ma rifacciamo, perché guarda, puoi fare, ma no, meglio di così non potresti, ma rifarla, che vuol dire, l'hai fatta, non posso dirtelo perché sei il produttore, quindi Sergio ancora rifalla. Alla 10ª volta, Monica la prima era già a bere il caffè così, e Sergio ed io a rifare come degli studenti non preparatissimi il nostro lavoro. Un'altra. Che era bellissima, ma non saprei far di meglio, ma rifacciamola. Bellissima, ne facciamo un'altra. Va bene. Francesco, grazie mille, la campanella Bene. sta per suonare. Volevo solo chiederti un'ultima cosa che magari hai già ribadito, però appunto a maggior ragione, visto che proprio gli Alcuni, non a caso si chiama gruppo Alcuni, Sì. l'importanza della collettività. Ecco, una produzione audiovisiva non è una produzione che si fa da soli, voi avete addirittura avuto la fortuna di farli tra fratelli, tra familiari, ma qual è l'importanza del gruppo all'interno di una produzione audiovisiva? Ma guarda, mi spiace che non ci sia tempo perché veramente è una domanda bellissima. Allora, più del cinema di fiction, l'animazione è
realizzata da un team. Senza un team non si va veramente da nessuna parte, ma non lo dico per piaggeria, non si può. Non si può, perché un bravo direttore, regista di un film normale, potrebbe anche portarselo a casa da solo, difficilissimo, ma so di film dove c'è un grande regista e il resto non funziona, ma in qualche modo ce l'ha fatta. Beh, il cartone animato no, come si potrebbe immaginare un cartone animato con dei disegni che non funzionano, con dei background che non funzionano, con dei testi che non funzionano, con della musica che non funziona, con un doppiaggio che non funziona, no, non si può. Noi abbiamo avuto una fortuna straordinaria che nasce dal fatto che c'erano pochissime aziende che facevano animazione in Italia, ma l'avevano fatta. Quando dico i grandi animatori italiani, quelli che abbiamo citato prima, molti avevano dei ragazzi che lavoravano con loro che avevano deciso di non fare più un'animazione perché non c'era più spazio. E siccome noi sapevamo di questa cosa, l'abbiamo presi da noi. Quindi noi abbiamo in studio, non so, la responsabile di uno studio romano che adesso lavora con noi, il socio di un altro che lavora con noi, uno di Napoli che è venuto, uno toscano, eccetera, così. E abbiamo creato un team incredibilmente forte, veramente. Io credo che quello che stiamo facendo, mi spiace dirlo alla fine, ma forse ha ancora più peso, nasce dal fatto che Sergio ed io, che sappiamo scrivere forse delle storie, io so anche in qualche modo produrle, abbiamo trovato un team incredibile che ha permesso di fare, in una piccola città italiana, diciamo adesso media, un player mondiale di un settore di una difficoltà straordinaria, ma è merito loro. Noi abbiamo fatto i direttori d'orchestra, ma un direttore d'orchestra, se il violinista non suona e il timpanista è sordo, non va da nessuna parte. Francesco, grazie mille, concetto importantissimo, per cui chiudiamo l'intervista dando il là alle classi che ci stanno ascoltando e magari, perché no, staranno creando loro in qualche modo la loro futura squadra. Francesco, grazie ancora per essere stati con noi, porta ovviamente i nostri saluti a Sergio, a Leo, a Mona Lisa che vedo dietro di te e a tutta la squadra. Grazie per aver partecipato al festival e per questo webinar e ci risentiamo davvero molto presto. Guarda, io ringrazio voi, voglio solo dirvi, perché si parla di teatro, che domenica, tutte le domeniche alle 4:30 sul sito del teatro c'è uno spettacolo teatrale in streaming, perché non si può essere dal vivo, e le avventure di Leonardo cominciano fra poco. Mentre ai ragazzi scrivete delle storie per Chuck Union, perché sicuramente Chuck Union nel 2021 caschi il mondo di parte. Grazie mille e alla prossima. Grazie mille davvero Francesco e saluta Sergio e intanto noi ci rivediamo il 12 perché sicuramente succederà qualcosa. Ragazzi, mi sarei tentato di devotate per noi, ma non lo faccio. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao. E allora lo ricordiamo noi invece, avete ancora pochi giorni ragazzi per chi non l'avesse ancora fatto per vedere il bellissimo Leo da Vinci sulla nostra piattaforma e mi raccomando votate se il film vi è piaciuto e scrivete una recensione e inviatecela a scuole@vittoriofilmfestival.com per una piacevolissima sorpresa che ancora non posso anticiparvi, ma che scoprirete presto durante la serata di premiazione del 12 dicembre. Grazie ancora per seguirci così attivamente con questo affetto sui social. Ringrazio tutto lo staff del festival e a voi come sempre il mio più caloroso abbraccio virtuale. Un abbraccio anch'io e ci vediamo domani con altre cose. Buona giornata.